prima roba che mi diceva il mio maestro, mai avere fretta, mai, mai. Ti recuperi andando avanti, va piano, va piano. E che fai l'Italia, naturalmente, era roba che non mi piaceva fare. A 10 anni non volevo più andare a scuola, allora mio fratello mi ha cercato la camericcia e mi ha portato da un signore che faceva questo lavoro qua. Vabbè, sta qua e guardami. E lo guardavo, sì. E dopo mi da raddrizzare dei ciodi, tanto per perdere un fiato di tempo. E mi diceva, guarda cosa che faccio. Dopo me la dà una cassetta di sgorbie da affilare, me la insegna come fare e dopo è tutte. E questo era d'estate. Si arriva a settembre e mi ha detto, ti piace fare questo lavoro? Sì, mi piace. E allora ti va a scuola. A scuola dico, sono io via. Dico, no, se ti vuoi fare questo lavoro, bisogna che ti impari il disegno, ti impari a conoscere i stili, la diversità dei lavori che ti devo fare, tutte le vere robette, ed era allora l'Istituto d'Arte dei Carmini che faceva per gli operai alla sera. Imparavi a disegnare, insomma, e tutto via di seguito. E l'ho fatto 5 anni, sono stato diplomato e ho continuato a lavorare. A lavorare sempre sotto la guida sua, finché si è morto. E dopo 0 B. E mia fortuna ero già a un bel livello e ho sempre avuto lavoro e come che dicevo la mia soddisfazione è quella che adesso sono arrivato a 66 anni, non ho mai avuto una lamentela su quello che avevo fatto, quindi questo è il premio del mio lavoro. Questo qua è il cirmolo, è più morbido, che si può lavorare, ventaglio, 2 mensoline da corridoio, da sala, insomma, e va. Questo qua dopo che va messo il piano, va così e diventa proprio mensolette, insomma.